Il caldo record degli ultimi 2 anni ha determinato un importante incremento dei decessi tra le estati del 2017-2019 e quella del 2022, un più 16% che non può non spiegarsi anche con la crescita verticale delle temperature. I dati sono forniti dall'Istat, raccolti poi dalla regione, che per far fronte al nuovo vicino allarme del caldo estivo ha approntato un protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 20 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda gli effetti del cambiamento climatico. E allora, se ieri leggevamo delle aziende del litorale veneto, il settore del turismo, che in qualche modo vedeva nell'aumento delle temperature e nel calo delle precipitazioni l'occasione di realizzare nuovi profitti, allungando la stagione estiva e quindi la stagione turistica appunto sul litorale, oggi leggiamo invece degli effetti negativi sulla salute delle persone che vivono in Veneto e quindi mortalità nei mesi estivi in crescita del 16%. La regione presenta il piano contro il caldo. I più a rischio sono anziani, bambini piccoli e persone con patologie. L'ARPAV darà l'allarme prima dei periodi più pericolosi. Nel 2020 le giornate più calde sono state 55, soltanto 37 invece nel 2021 e ancora meno nel 2020. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, appunto in un articolo di Laura Berlinghieri, dove è anche pubblicata una tabella con tutti i decessi nel periodo estivo in Veneto per classe d'età, con un confronto tra la media 2017-2019 e l'anno 2022, con un aumento dei decessi che è evidentissimo, in particolare nel mese di luglio sugli over 75 una crescita del 31% dei decessi, ma anche in agosto più 19%, e in giugno del 10%, questo appunto per gli over 75. Sono gli effetti del caldo, ma a preoccupare anche la siccità. È caduto finora solo il 30% della pioggia attesa. Nella prima metà del mese di aprile, secondo ARPAV, sono caduti mediamente 28 mm di precipitazione, quindi un terzo degli apporti attesi a fine mese rispetto al valore medio dal 94 al 2022. Tutti i bacini idrografici risentono dei modesti apporti del periodo. Su quelli montani, Brenta, Adige e Piave, è caduto il 24% e il 28% delle precipitazioni attese a fine mese. Sui restanti gli apporti oscillano tra il 30 e il 40%, con una situazione leggermente migliore su Lemene e Tagliamento, dove risulta caduto circa il 45% di quanto atteso, questo dopo un inverno con pochissime precipitazioni. Comunque sulle Dolomiti in quota sono caduti 40-60 cm di neve fresca e 15-30 nelle prealpi, con punte di oltre 50 cm a 2000 metri nell'Alpago. La somma di neve fresca dal 1 ottobre al 15 aprile evidenzia comunque un deficit di precipitazione nevosa del 39%. Gli effetti sulla falda dopo le piogge del 13 aprile sembrano marginali in alta pianura, mentre hanno avuto effetti ben più sensibili, anche se probabilmente temporanei, in alcune zone di media e bassa pianura. Questo il quadro degli effetti del cambiamento climatico oggi nella nostra regione. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Raccolte 7.000 firme in Veneto per la proposta di legge sul suicidio assistito. È la prima regione in Italia a raggiungere la soglia delle firme necessarie a portare il testo sul fine vita in Consiglio regionale.
Sono infatti oltre 7.000 i cittadini veneti che finora hanno sottoscritto il testo di Liberi Subito, elaborato dall'associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Un risultato ottenuto in meno della metà del tempo a disposizione. La campagna nazionale era infatti partita proprio dal Veneto il 4 febbraio, avrebbe avuto 6 mesi di tempo per completare la petizione, che a dire il vero è una raccolta firme per appunto un progetto di legge regionale di iniziativa popolare. L'associazione Luca Coscioni lo sta promuovendo in tante regioni, in tutte le regioni italiane. La mobilitazione continua. La notizia sul Gazzettino di oggi. Ci spostiamo ora a Padova, sempre sulle pagine del Gazzettino. Una notizia che riguarda la giunta di Sergio Giordani, in particolare la vicenda dello stadio di Padova. Il giudice ha chiuso le posizioni del sindaco Sergio Giordani e dell'assessore Bonavina. Da parte loro nessuna pressione, l'inchiesta finisce in archivio. Il caso era quello dei lavori della curva dello stadio Euganeo, caduta l'accusa di aver spinto per una rapida conclusione dei lavori a fini elettorali. Il primo cittadino doveva rispondere di concussione, l'esponente della giunta anche per abuso d'ufficio, ma appunto il giudice ha archiviato, sempre agito in buona fede. Ora avanti col cantiere, dicono i due amministratori. Restano invece indagati 2 funzionari comunali e 2 imprenditori. Questo da Padova. E sempre da Padova, qui ancora una notizia dal tribunale, dalla cronaca legale. Sulle pagine del Corriere del Veneto un articolo di Roberta Polese sul caso Tiveron. C'è un concorso morale nel favoreggiamento del professor Massimo Montisci, medico legale e consulente della procura, condannato a 2 anni. Nel 2016 Montisci cercò di entrare nelle grazie dell'ex dirigente della sanità veneta Domenico Mantoan, mentendo sull'autopsia di un uomo investito dall'auto blu in cui viaggiava lo stesso Mantoan. Quell'uomo si chiamava Cesare Tiveron, aveva 71 anni e il 13 dicembre del 2016 stava viaggiando sul suo scooter quando davanti allo IOV venne travolto dalla macchina guidata dall'autista di Mantoan, appunto, che fece un'improvvida inversione a U. Con l'autista c'era naturalmente Mantoan, che si preoccupò di chiamare la dottoressa responsabile del pronto soccorso per segnalare l'accaduto e che, a detta del PM Sergio Dini e della giudice Mariella Fino, diede ai giornalisti un input determinante per le indagini. Quell'uomo ha avuto un malore. Invece a uccidere Tiveron fu l'incidente, l'ha confermato il processo, in cui tra l'altro l'autista ha patteggiato. L'input del malore però si è insinuato nelle indagini, spingendo Montisci a piegare gli eventi al punto di mentire sulla perizia fatta su Tiveron, sull'autopsia, dichiarando alla procura che l'anziano era morto di infarto prima di schiantarsi sull'auto di Mantoan. Ebbene, la giudice Mariella Fino, nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di Montisci per quel favoreggiamento, spiega che il concorso morale di questo depistaggio è da attribuire a Mantoan e ad altri medici e funzionari. Naturalmente non sono indagati, ma l'assenza o carenza o ambivalenza di elementi a carico di questi soggetti non elude la loro responsabilità morale né indebolisce il movente indicato dal PM. L'imputato recepisce l'input malore creato da Mantoan e trasferitogli, lo coltiva, lo protegge e lo consegna nella relazione finale. Questo è il punto di vista dei giudici. Quindi, da parte di Mantoan, un concorso morale sul favoreggiamento. Le motivazioni della condanna del medico legale a Montisci. In pratica i giudici sostengono che il medico legale avrebbe depistato le indagini sull'autista di Mantoan, ex direttore della sanità veneta, addomesticando la perizia di morte di Cesare Tiveron, ucciso dall'auto blu di Mantoan, proprio con l'obiettivo di compiacerlo. Massimo Montisci, ricordiamo, condannato in tribunale a Padova lo scorso gennaio, è stato assolto dal reato di truffa e falso, condannato a 2 anni invece per il reato di favoreggiamento.
L'ultima notizia di oggi riguarda invece la vicenda dell'orso. Torniamo in Trentino, dove la provincia autonoma ordina di abbattere anche MJ5. I veterinari chiedono che JJ4 resti viva, invece il presidente della provincia autonoma dispone di eliminare l'esemplare che il 5 marzo aggredì un escursionista. Quindi MJ5, oltre naturalmente a confermare la sua posizione su JJ4 che ha detto Fugatti abbatteremo non appena avremo il via libera del TAR. Arriva nel frattempo una diffida dell'ordine provinciale ai dottori degli animali, nessuno faccia l'eutanasia. Dottori degli animali naturalmente sarebbero i veterinari. La notizia sulle pagine del Gazzettino di oggi. Convocato un tavolo per domani dal ministro, e nel frattempo in Veneto compaiono striscioni per boicottare i prodotti di Trento. Sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi invece un'intervista all'etologo semenzato dell'Università di Padova. Cosa c'è nella testa dell'orso? Dell'orso recluso: stress, paura e libertà. Spiega Semenzato: l'orso sta lontano da noi, per lui siamo la specie più pericolosa, le femmine temono perfino i loro maschi. L'orso va spostato di migliaia di chilometri o tornerà sempre a casa. Dietro le sbarre sviluppa invece comportamenti ripetitivi, ossessivi e patologici. Infine, spiega l'etologo, non si dovrebbe parlare di un'aggressione, ma purtroppo di un incidente mortale. Non esistono orsi più aggressivi, ma solo orsi più o meno intraprendenti, cioè che si avventurano più o meno in zone abitate dall'uomo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.